12 arresti nell'operazione Mare Aperto, traffico di migranti gestito da terroristi, dura la linea del governo Meloni, intervento del deputato Ida Carmina alla Camera. All'Ars la maggioranza di centrodestra fallisce il primo banco di prova, le interviste ai noi assessori regionali, a Naro, braccio di ferro tra il sindaco e il consiglio comunale che si autosospende. Non accettano l'ordinanza del sindaco antimovile, i gestori dei locali agrigentini si rivolgono all'avvocato Rubino per far ricorso al TAR. Chiedono l'intervento del commissario dell'ASP Zappie, i cittadini si sentono danneggiati dalla carenza di personale medico. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione Mare Aperto, 18 gli arresti, i reati contestati sono traffico di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le barche degli scafisti trafficanti di morte sarebbero partite dal porto di Gela in provincia di Caltanissette e dalle coste agrigentine, ad esempio da Licata. La base operativa dell'organizzazione formata da italiani e tunisini era a Niscemi. Le intercettazioni riproducono la frase: se ci sono problemi buttateli a mare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Imbarcazioni di scafisti sarebbero partiti dal porto di Gela e dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere la Tunisia e fare immediato rientro con il carico di migranti. Questo è emerso dall'operazione Mare Aperto della polizia di Caltanissetta, che ha sgominato la banda eseguendo ben 18 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I destinatari del provvedimento sono 11 tunisini e 7 italiani. Il GIP ha disposto il carcere per 12 di loro e gli arresti domiciliari per gli altri 6. Se ci fossero stati problemi come un'avaria al motore, gli scafisti avrebbero potuto sbarazzarsi dei migranti in alto mare. Questa era l'indicazione data dagli organizzatori agli scafisti che partivano dalla costa meridionale della Sicilia per prendere migranti in Tunisia e portarli nell'isola. Quando emerge da intercettazioni agli atti dell'inchiesta Mare Aperto della Procura di Caltanissetta su indagini della squadra mobile della Questura Nissena, 6 dei 18 destinatari del provvedimento del GIP di Caltanissetta sono ancora irreperibili perché probabilmente all'estero. Un indagato è stato individuato a Ferrara grazie alla collaborazione della squadra mobile del posto. Uno di loro era in carcere per reati della stessa tipologia. Un tunisino scarcerato da pochi giorni era nel centro di Ponte Galeria a Roma, in attesa di essere rimpatriato. Gli altri sono stati arrestati in Sicilia, tra cui 8 a Caltanissetta e 1 a Ragusa. L'indagine è stata avviata il 21 febbraio del 2019, quando all'imbocco del porto di Gela si era incagliata una barca in vetroresina di 10 metri con 2 motori da 200 cavalli. La squadra mobile della Questura di Caltanissetta, indagando sul caso, scoprì che il natante era stato rubato a Catania pochi giorni prima e che erano sbarcati decine di persone, presumibilmente di origine nordafricane. La polizia è riuscita a risalire a una coppia di origine tunisina che, secondo l'accusa, avrebbe favorito l'ingresso irregolare sul territorio italiano, principalmente di cittadini nordafricani. Nei confronti degli indagati, secondo la ricostruzione della Procura di Caltanissetta, sussistono gravi indizi di partecipazione a un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, che aveva carattere transnazionale in quanto operativa in più stati, contestata anche la circostanza aggravante di aver esposto a serio pericolo la vita dei migranti da loro trasportati e di averli sottoposti a trattamento inumano e degradante per loro stessi. La presunta associazione per delinquere specializzata in viaggi per migranti che andava a prendere in Tunisia salpando dalla costa meridionale della Sicilia, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Caltanissetta con l'operazione Mare Aperto, avrebbe avuto punti strategici dislocati in più centri dell'isola come Scicli, Catania e Mazara del Vallo. Avrebbe impiegato piccole imbarcazioni munite di potenti motori fuoribordo condotti da esperti scafisti che avrebbero operato nel braccio di mare
tra le città di Tunisina e di Al Quaira, Dar al-Luk e Corba e le province di Caltanissetta, Trapani e Agrigento, così da raggiungere le coste italiane in meno di 4 ore. Secondo l'accusa avrebbero trasportato dalle 10 alle 30 persone per volta, esponendole a grave pericolo per la vita. Il prezzo a persona pagato in contanti in Tunisia prima della partenza era tra i 3.000 e i 5.000 euro e il presunto profitto dell'organizzazione criminale, secondo stime investigative, si attesterebbe tra i 30 e i 70.000 euro in ogni viaggio. Le indagini della squadra mobile di Caltanissetta hanno ricostruito la presunta organizzazione di più viaggi organizzati dalla Tunisia alle coste italiane. Il 26 luglio, per uno dei viaggi pianificati dagli indagati, un'imbarcazione sarebbe partita dal porto di Licata in direzione delle coste tunisine per prelevare delle persone da condurre in Italia. Solo l'avaria di entrambi i motori non ha permesso la conclusione del viaggio e il natante è rimasto alla deriva in mare aperto, da qui il nome dell'operazione della polizia, e poi trovato di fronte alle coste di Mazara del Vallo. Tutto ciò grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto Empedocle, del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo. È stato possibile individuare l'imbarcazione durante le fasi di rientro delle coste tunisine, identificando così gli scafisti. Per la cattura di 18 indagati destinatari dell'ordinanza del GIP sono stati impegnati 120 uomini della polizia, della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Niscemi, del reparto prevenzione crimine unità cinofile e il reparto volo di Palermo. Intanto il Viminale sta valutando persino il sequestro delle ONG, la linea del governo targato Giorgia Meloni è che in Italia non si entra illegalmente e non spetta ai trafficanti decidere chi può entrare. Serve una soluzione europea a questa sfida epocale, non possono trovarla i singoli stati. Su questi temi interviene alla Camera il deputato pentastellato Ida Carmina. Vediamo. Nell'ambito delle importanti questioni che stanno riguardando la vita del governo Meloni c'è quello dell'immigrazione clandestina e, come abbiamo visto in questi giorni, il blocco delle navi ONG che non possono entrare nelle nostre coste. In questo complesso si inserisce il primo intervento della parlamentare di 5 Stelle, l'empedoclina Ida Carmina, già sindaco di Porto Empedocle, che riguarda per l'appunto il problema delle ONG in un'informativa urgente del ministro dell'Interno Piantedosi, una tematica che ha toccato profondamente la neoparlamentare Carmina. Sentiamo uno stralcio del suo intervento alla Camera. Ministro, lei oggi è venuto in aula per tenere un'informativa costretto dal precipitare degli eventi. I suoi tentativi di spiegazione non possono coprire un'evidenza. Dopo pochi giorni dall'insediamento del governo i nodi sono venuti al pettine. Lo spessore della realtà ha ridotto in briciole anni di slogan urlati dalla destra, dimostrando tutta la velleità e vacuità di certe posizioni. Governare e gestire la complessità richiede pensiero profondo, conoscenza rigorosa e capacità di comprensione. Ma non appena vi siete trovati al posto di guida, avete sbandato la prima curva tortuosa nell'intento di soddisfare un elettorato che avete illuso, con promesse vane e proposte impraticabili, come affermato dallo stesso Ministro della Giustizia Nordio, ed irrealizzabili, lesive dei diritti umani e del diritto internazionale. Non si può continuare a utilizzare il delicato e complesso tema dell'immigrazione come campo di scontro politico, come occasione per far crescere il proprio consenso elettorale. Vanno cercate soluzioni condivise, al di là di ogni contrapposizione ideologica, che partono però da un principio. L'essere umano è sempre il fine di ogni azione politica, mai un mezzo. E non chiamiamo l'emergenza, abbiamo di fronte un fenomeno strutturale, globale, molto complesso, in costante crescita. Nel giorno in cui si stabilisce il record di 8 miliardi di abitanti nella Terra, in cui crescono i motivi che determinano le persone a migrare, compresi i motivi climatici, il governo si affanna e perde tempo prezioso dando lettura a una crisi diplomatica per poche centinaia di persone a cui si nega l'ingresso nei porti italiani, con ciò rischiando di compromettere
Stati europei della necessità di una ricollocazione e redistribuzione condivisa. Un governo che si interessa dell'aspetto più marginale del problema, e lo dicono i numeri, come lei ben sa, Ministro. Gli sbarchi tramite gli ONG costituiscono poco più del 10% del totale. Il 32% avviene tramite l'intervento della Guardia Costiera, a cui va un sentito ringraziamento, la vera avanguardia solidale dell'Italia, e il 56% tramite sbarchi autonomi. Parliamo di poche migliaia di persone in un'Europa che è stata in grado di accogliere in pochi mesi milioni di rifugiati ucraini. Non solo, ma per sventolare vessilli di propaganda identitaria avete creato una crisi diplomatica con la Francia in tutta l'Unione Europea. Lo scontro tra i due paesi ha responsabilità da ambo i lati. La reazione francese è stata esagerata ed alimenta tensioni fra singoli stati in un momento in cui invece c'è urgente bisogno di cooperazione e solidarietà. E certamente in tema di solidarietà e di accoglienza l'Italia non accetta lezioni da nessuno. Ma la crisi, dobbiamo ammetterlo, l'ha innescata l'Italia, o meglio un governo di destra che continua a puntare su maldestri interventi che calpestano la dignità delle persone, utilizza la questione migratoria quale distrattore per camuffare l'inconsistenza di interventi significativi e adeguati sulle questioni che più stanno a cuore agli italiani. Tutti concordiamo che le coste italiane siano frontiera dell'Europa e che la questione migratoria trovi nell'Unione Europea la sede naturale per una sua gestione ordinata e virtuosa e che l'Italia non possa essere lasciata sola, così come i prefetti sindaci, come me, che sono stato il sindaco di Porto Empedocle, il paese che è frontiera, che è quello che ha accolto la maggior parte di migranti, non possono essere lasciati soli. E esprimo la mia solidarietà al sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e a Vincenzo Campo, il sindaco di Pantelleria, con il quale mi sento giornalmente. E lì il Ministero deve intervenire per approntare soluzioni adeguate e sostenere i territori e le amministrazioni che sopportano il carico maggiore del fenomeno, proseguendo nel percorso virtuoso attuato dal Presidente Conte, che per primo ha riconosciuto la valenza dei territori costieri nel sistema migratorio. Nel giorno dell'esordio del suo governo regionale, il presidente della Sicilia, Renato Schifani, non ha più la maggioranza. Esordio amaro, il centrodestra della regione cade. In occasione dell'elezione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale sono emerse delle spaccature in Forza Italia e anche, seppur meno incisiva, in Fratelli d'Italia, e la coalizione ha 5 voti in meno dei suoi sulla carta e di conseguenza fallisce il primo banco di prova. La vicepresidenza dell'Assemblea è conquistata dal Movimento 5 Stelle con Nuccio Di Paola, che ha ricevuto 35 voti su 68, ben 5 in meno del totale dei deputati delle opposizioni, che sono 11 dei 5 Stelle, 11 del Partito Democratico e 8 di De Luca. L'altro vicepresidente è invece Luisa Lantieri di Forza Italia, che ha ottenuto 32 voti. Poi, primo deputato segretario, è stato eletto il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Gallo, e gli altri due sono Giuseppe Galluzzo di Fratelli d'Italia e Serafina Marchetta della Democrazia Cristiana. Ancora, nell'ambito dell'assetto istituzionale di Sala d'Ercole, è Giuseppe Lombardo Germia del Movimento per le Autonomie il nuovo presidente del Collegio dei Questori all'Arso, ottenuto 36 voti. Gli altri due deputati questori sono Vincenzo Figuccia della Lega con 34 preferenze e Nello Di Pasquale del PD con 25 voti. La frattura tra Renato Schifani e il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè ha provocato sconquasso. I due gruppi formati, uno con Miccichè e l'altro con Schifani, sono stati denominati temporaneamente Forza Italia 1 e Forza Italia 2 e non si esclude che si addivenga ad uno scontro legale per il simbolo in tribunale. Del gruppo di
Forza Italia 1, con capogruppo Stefano Pellegrino, vi sono 9 deputati. In Forza Italia 2, con capogruppo Miccichè, vi sono 4 parlamentari. E Cateno De Luca commenta: questa giunta di governo è una grande delusione. Per 48 ore mi stavo innamorando di Schifani, un presidente che sembrava voler dire no alle impostazioni romane. Un'illusione che è durata 48 ore. E Schifani replica: ritengo che il mio governo vada giustamente messo alla prova senza pregiudizi. Personalmente proseguo e svolgerò un attento e rigoroso ruolo di coordinamento e di stimolo nei confronti della mia squadra di governo che gode della mia fiducia. Con l'onorevole Cateno De Luca avremo modo di incontrarci e di confrontarci fattivamente sui problemi della Sicilia. Attendiamo prima di giudicare. Il presidente della regione Schifani presenta la giunta, finalmente si parte compatti, coesi, con la volontà di fare in modo che alcune cose possano cambiare nella macchina regionale. Ci aspettano grandissime emergenze da affrontare con estrema urgenza, da far tremare i polsi, lo ha detto il presidente della regione siciliana. Il Presidente ha elencato le priorità che segneranno l'agenda del governo fin dai prossimi giorni: la parifica del bilancio 2020 con le contestazioni della Corte dei Conti, in cui la Regione sta predisponendo un'articolatissima difesa, il rendiconto generale 2021 con conseguente parifica, l'esercizio finanziario del 2022 con il relativo rendiconto, la nuova legge di stabilità per il 2023, il bilancio 2023-2025, la definizione e il completamento degli interventi a valere sul PNRR, il completamento degli obiettivi previsti dai programmi comunitari, la cui chiusura è fissata per il 31 dicembre 2023, l'avvio degli interventi della nuova programmazione nel quinquennio 2021-2027, la definizione di forme di aiuti per le famiglie e le imprese, la riorganizzazione delle amministrazioni regionali e l'apertura dei tavoli di confronto con il governo nazionale su questioni di particolare rilevanza per la regione siciliana, tra cui la crisi del caso Lukoil, l'autonomia differenziata, il ponte sullo stretto, la trattativa con la MEF per la chiusura di un precontenzioso che ci vede creditori di circa 600 milioni di euro per mancato incasso di accise relative alla sanità. Questa, ha continuato il governatore, deve essere una regione capace di attrarre gli investimenti. Cercheremo di approvare le norme finalizzate, sveltire e accelerare i processi decisionali. Sarà insomma una sfida, perché occorrerà intervenire sia sul piano legislativo ma anche su quello della burocrazia, che lo rispetto. Ho istituito un comitato per vigilare sulla situazione del PNRR. Lavoreremo anche sul controllo dei flussi finanziari e costituito un organo ristretto e autorevole, composto da persone di altissimo profilo istituzionale, per verificare eventuali anomalie e scongiurare ogni rischio di aggressione della criminalità organizzata. Perché ho voluto sottolineare, continua il presidente Schifani, la mafia non è né di destra né di sinistra, ma ruota soltanto a tutelare i propri interessi. Sono impegnato, aggiunto, a dare il massimo in questa avventura presidenziale, al quale sono stato chiamato dai partiti, dal centrodestra, per garantire l'unità della coalizione, ma nella mia azione di governo, in quella politica e di coordinamento, ho scelto persone di livello che hanno esperienza e che daranno il massimo. Riferendosi alla composizione della giunta, interverremo anche sulla rotazione dei direttori generali nella logica del rafforzamento dell'efficienza e il suo raggiungimento. Mi metto a disposizione della mia terra, ha concluso il presidente Schifani, per assicurare ai siciliani un vero cambiamento che si traduca in una maggiore efficienza amministrativa, crescita del PIL, attrazione di investimenti, aumento dei posti di lavoro, che porti i giovani non a lasciare la propria terra. Garantiremo il massimo contrasto alla criminalità organizzata con un'azione di governo rigorosa anche nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione. Il deputato regionale agrigentino e vice coordinatore di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, è stato eletto primo deputato segretario all'Arse con 36 voti e il pieno sostegno della maggioranza di centrodestra. Il capogruppo azzurro, onorevole Stefano Pellegrino, si congratula con il collega di partito, affermando: siamo certi che Riccardo Gallo darà il suo contributo di esperienza e di capacità per il buon andamento dei lavori d'aula e nell'interesse della Sicilia.
Anche il consigliere comunale di Forza Italia, l'Agrigentino Carmelo Cantone, esprime soddisfazione all'onorevole Riccardo Gallo per la sua elezione a primo segretario dell'Assemblea regionale siciliana. Complimenti, continua Cantone, congratulazioni e buon lavoro all'amico onorevole Riccardo Gallo per la sua elezione a primo segretario d'Aula con 36 voti e il pieno sostegno della maggioranza di centrodestra. Siamo certi che Riccardo, forte della sua esperienza e della sua capacità personali, saprà dare il suo contributo ai lavori d'Aula nell'interesse della Sicilia. E intanto, sempre all'Ars, la maggioranza di centrodestra fallisce il primo banco di prova. La vicepresidenza dell'Assemblea regionale siciliana va al Movimento 5 Stelle con Nuccio Di Paola, che ottiene 35 voti su 68, ben 5 in più del totale dei deputati delle opposizioni, 11 Movimento 5 Stelle, 11 PD, 8 i gruppi De Luca. L'altro vicepresidente eletto è stata Luisa Lantieri, Forza Italia, che ha ricevuto 32 voti. Adesso uno sguardo ai nuovi assessori della Regione Sicilia, nuovi e vecchi volti della politica. Mimmo Turano con delega alla pubblica istruzione e formazione, poi Paolo Scarpinato al turismo, sport e spettacolo e Alessandro Aricò ad infrastrutture e mobilità. Ascoltiamoli. Pubblica istruzione, formazione, una bella scommessa. Una bella scommessa, oggi è il primo giorno di scuola, qualcuno ha detto che sono ripetente perché non è la prima volta che arrivo qua, però va bene così. Nuova scommessa, intrigante, il massimo dell'impegno, faremo di tutto per innovare anche questo settore. Polemiche della vigilia nella formazione di questa giunta le lasciamo alla vigilia? Non ci sono state polemiche, la giunta si fa con un decreto che viene firmato dal Presidente della Regione, il resto sono indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano. Il maremoto in Fratelli d'Italia lo lasciamo a Fratelli d'Italia? Lei si occupa di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e fa bene a farlo, vede tempeste ovunque. Ogni tanto c'è qualche malinteso che viene chiarito rapidamente. Cosa le viene in mente in questo istante che siamo qui? Sala Alessi, Palazzo Dorneo, cosa le viene in mente? Tanta emozione perché è una cosa molto importante, ma chiaramente tanto senso di responsabilità e il desiderio di non deludere nessuno, soprattutto i giovani che sono il futuro della Sicilia. La provincia di Trapani è rappresentata da lei, se lo sente tutto questo peso addosso? Assolutamente sì, e io li ringrazio ancora perché mi hanno votato e sono stato il più votato, però devo pure ricordare che la provincia di Trapani è fuori dal Parlamento nazionale, quindi non essere nel governo sarebbe stato per la provincia un grande handicap. Sì, le discussioni si superano, la cosa più importante è lavorare per il bene della Sicilia e sono contentissimo e ringrazio ovviamente il mio partito, il Presidente del Consiglio, i dirigenti del partito, il Ministro Lollobrigida, Maglio Messina e tutti i quadri ovviamente locali che insieme a me hanno condiviso questo percorso importante. Sì, l'assessorato al turismo è un assessorato importante perché noi siamo in Sicilia, la Sicilia è una terra meravigliosa, c'è tanto da fare, il lavoro non ci spaventa, lavoreremo alla nostra maniera, senza soluzioni di continuità per cercare di dare lustro a questa meravigliosa terra. Sì, la prossima legislatura sarà una legislatura incredibile proprio per i fondi che arriveranno in Sicilia, nel sud, e la Sicilia dovrà essere protagonista soprattutto per le infrastrutture. Questo rapporto che avremo col governo nazionale naturalmente ci aiuterà per far uscire la Sicilia dal gap infrastrutturale che negli ultimi decenni l'ha contraddistinta. Dobbiamo assolutamente fare il ponte, dobbiamo migliorare assolutamente la viabilità interna e dobbiamo assolutamente migliorare le autostrade. In Sicilia le linee ferrate, c'è da lavorare sui porti, sugli aeroporti e sui collegamenti alle isole minori. Ci sarà tanto da fare, già è stato fatto un ottimo lavoro nel governo precedente. A questo punto, con un buon supporto del governo centrale romano guidato da Giorgia Meloni, sicuramente la Sicilia riuscirà ad uscire da questo quadro. L'ordinanza anti-Movida firmata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè a seguito di risse e vari disordini in città non viene accettata dai gestori dei locali che la ritengono spropositata e dannosa e si rivolgono al TAR. Arturo Cantella. Peppe Vita, ci sono delle novità riguardanti appunto le decisioni che il Comune ha preso, vi siete rivolti a un noto legale, ecco, con quali obiettivi?
E allora, dopo aver tentato un dialogo con l'amministrazione che ci è stato negato, non avendoci dato nessuna risposta, una PEC nella quale noi ci rendevamo disponibili dopo la precedente ordinanza, prima ancora che fosse emessa questa, abbiamo capito che l'unica strada da percorrere era quella per la tutela dei nostri interessi, era quella delle nostre ragioni, era quella di rivolgersi a un legale. Siamo stati ricevuti dall'avvocato Rubino, il quale ci rappresenterà in sede TAR, poiché ha ravvisato numerosi punti di fragilità di questa ordinanza, alla quale ricorreremo. Tutto questo perché comunque in questo momento probabilmente sfugge a chi ha emanato questa ordinanza la grandissima sofferenza delle varie aziende che si troverebbero probabilmente dopo il periodo natalizio a dover chiudere i battenti. Crediamo che questa città non lo meriti, crediamo che non lo meritino i tanti giovani che hanno investito per rimanere a lavorare in questa città. Abbiamo tentato inutilmente di avere una sponda, un dialogo con l'amministrazione che ci è stato negato, quindi procediamo per la nostra strada. Ma sostanzialmente chiedete delle maglie più larghe, no? No, noi chiediamo di lavorare, e chiediamo che si comprenda una volta per tutte che non sono i locali i responsabili della violenza in mezzo alla strada, che è un malessere sociale del quale noi non ci possiamo assolutamente accollare le responsabilità. Noi possiamo essere una risorsa in questo senso, nel senso della collaborazione con le autorità, con il della legge, nel rispetto di tutte quelle norme di comune convivenza che ci sono, ci si siede attorno a un tavolo e si ragiona, ma non siamo sicuramente il problema. Una città che si candida a capitale della cultura del 2025 non può fare a meno di intrattenere i propri ospiti. In questa maniera si rischia di distruggere un tessuto produttivo che in questi anni si è comunque distinto per la qualità dell'offerta e anche per l'ampio dislocamento nel territorio comunale, dal centro storico alla stazione balneare, alle periferie. Un'impiegata di 62 anni è stata scippata della borsa in via Dante ad Agrigento. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. La donna è stata sorpresa alle spalle da un malvivente che l'ha prima strattonata e poi derubata dell'accessorio. L'uomo, dopo aver sottratto la borsa, è riuscito a dileguarsi a piedi, tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. All'interno della borsa il portafoglio, circa 40 euro in contanti, le chiavi di casa, documenti e altri effetti personali. Sono stati alcuni passanti a prestarle immediato aiuto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti che hanno avviato le ricerche per individuare il malvivente. Braccio di ferro a Naro tra sindaco e consiglio comunale che si autosospende. Maria Grazia Brandara in una lunga lettera spiega come il consiglio dice stia usando la scusa puerile della trasmissione in diretta streaming per celare uno sgarbo. Arturo Cantella. Il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, in una nota afferma come ieri sera il Consiglio Comunale di Naro ha deciso a maggioranza, non ha fatto il suo dovere, anzi si è addirittura autosospeso dalle funzioni di sua competenza sino a quando le sedute non verranno trasmesse in diretta streaming. Non so se ciò sia legittimo e legale, afferma l'onorevole Brandara, sindaco di Naro, ma il Consiglio Comunale ha interrotto per tutto questo mese e chissà per quanto tempo ancora la sua pubblica funzione, con la scusa puerile dello streaming, ma con la vera motivazione, continua Brandara, subdolo e rancorosa, di volere fare uno sgarbo a me. Il vero sgarbo, cari consiglieri, continua nella sua nota stampa l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, lo avete fatto e continuato a farlo alla città di Naro, ai suoi abitanti, alle aspettative dei cittadini, ai dipendenti comunali che adesso rischiano
di non percepire lo stipendio alla 13ª. All'ordine del giorno della seduta consiliare c'erano infatti numerosi argomenti di grande importanza, tra questi la regolarizzazione e l'aggiornamento dei programmi di spesa del personale dipendente e la conseguente codificazione nelle missioni pertinenti e corrette. Non solo, secondo il sindaco, il rinvio sostanzialmente a data da destinarsi dell'attività del Consiglio bloccherà l'entrata in bilancio di un finanziamento ministeriale di ben 700.000 euro per la manutenzione straordinaria e la messa in funzione del campo sportivo comunale di Contrata a Messer Rinaldo, l'entrata in bilancio del finanziamento ministeriale di 134.000 euro concesso al Comune di Naro in quanto individuato come paese marginale, l'incasso del finanziamento ministeriale di 170.000 euro concesso sempre al Comune di Naro per rinnovare e ampliare l'impianto urbano di videosorveglianza, l'entrata in bilancio del finanziamento di 90.000 euro per la riqualificazione e la manutenzione del verde pubblico. Questi, continua la Brandara, sono soltanto alcuni esempi dello scempio che è stato combinato dai consiglieri comunali di Naro che non hanno voluto svolgere la loro pubblica funzione, rinviando scriteriatamente la seduta del Consiglio Comunale e soprattutto l'argomento iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno, che riguarda le spese da finanziare e le relative variazioni di bilancio, ignorando totalmente il rispetto di scadenze precise che potranno far perdere alcuni di questi finanziamenti con responsabilità non certo addebitate all'amministrazione attiva. Questo però si associa, continua Brandara, a un continuo attacco sui social nei suoi confronti e dei componenti della sua amministrazione, facendo riferimento soprattutto ai temi adesso congelati in Consiglio Comunale. La cosa pubblica non è un affare privato, conclude l'onorevole Mariagrazia Brandara, sindaco di Naro, non può essere messa da parte per consumare vendette o causa di odio e rancore. Bisogna avere il cuore grande per svolgere le funzioni pubbliche, essere responsabili, essere piccini d'animo porta a sventure disastrose alla comunità locale e la città ve ne chiederà conto. La carenza di personale medico crea enormi disagi alle persone con diabete. Margherita Trupiano ha documentato le segnalazioni dei cittadini. Obiettivo è che il commissario dell'ASP, Mario Zappia, possa valutare eventuali interventi. Vediamo. Ieri si è celebrata la giornata per la lotta al diabete e in questo senso l'ASP ha il plauso di avere organizzato un'iniziativa ad ampia condivisione di pubblico perché è fondamentale arginare il dilagare della malattia con la prevenzione. Ma c'è purtroppo un ma. Le passeggiate da sole non bastano. L'ASP di Agrigento è quasi del tutto sfornita di diabetologi specializzati. Dunque coloro che sono affetti dalla patologia, in particolare quelli che necessitano di piano terapeutico e prescrizione dei presidi, troppo spesso vengono abbandonati a se stessi. Accade che alla scadenza del piano terapeutico il paziente debba recarsi all'ASP, unica struttura che può farlo, per le visite di controllo e il rinnovo. Ebbene, le liste lunghissime non consentono di poter accedere ad una prenotazione, dunque il cittadino decide di rivolgersi ad un diabetologo a pagamento. Non vale nulla perché l'unica deputata al controllo e alla prescrizione di farmaci e presidi sanitari è l'ASP, quella stessa che possiede pochissimi diabetologi e che non permette, attraverso il sito dedicato Sovracup e cercando di utilizzare tutti i canali deputati, che il paziente possa accedere alle cure. Potrebbe ciò configurarsi come interruzione di pubblico servizio in danno di un bene primario, la salute del cittadino, che nelle more della lunga lista d'attesa, si parla di tempi che consentirebbero un'eventuale visita solo da agosto in poi, rimane senza cure e senza presidi. Seppur dunque apprezzando la buona volontà nell'organizzare la giornata per la lotta al diabete, ci chiediamo quale senso possa avere nella considerazione del fatto che il paziente che necessita non può poi accedere alle cure. Giriamo la segnalazione al commissario Zappia affinché possa comprendere il malfunzionamento del meccanismo e approntare tutti i correttivi che necessitano. Noi attendiamo una risposta in merito. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ad Agrigento fa tappa la campagna di sensibilizzazione Risparmia l'acqua. Arturo Cantella. Ecco, oggi il camper di Risparmia l'acqua della regione siciliana qui ad Agrigento nel suo tour in tutta la Sicilia. Ecco, perché questa iniziativa e a cosa tende?
È un'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Acqua e Rifiuti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto, ma tutti i cittadini, sul risparmio idrico. E lo fa attraverso un percorso interattivo, quindi proprio perché si rivolge ai giovani parliamo un po' la loro lingua, utilizziamo video, edugame, suoni, immagini, proprio perché pensiamo che questo linguaggio possa essere maggiormente recepito e quindi possa toccare maggiormente le coscienze, e dai risultati che stiamo ottenendo funziona. I ragazzi partecipano, le scuole sono molto interessate e entusiaste dell'iniziativa, vanno via contenti e questo ci rincuora, ci fa sperare per il futuro. Quanti giorni restate ad Agrigento? Oggi e domani, e poi la settimana prossima concludiamo con le ultime 2 tappe, Trapani e Siracusa. Quindi possiamo fare un bilancio sull'iniziativa, avete avuto un ottimo riscontro, stiamo vedendo anche oggi qui ad Agrigento, nonostante il tempo sia inclemente, numerose scolareste sono arrivate. Consideri che nelle ultime tappe soprattutto stiamo aprendo almeno un'ora prima per accontentare più scuole possibili, perché ci arrivano veramente tante richieste e noi siamo contenti di questo. Quali sono le domande che magari i più piccoli vi fanno? Loro, diciamo che devo dire che i ragazzi invece sono un po' più preparati sull'argomento, sono più le persone adulte che magari fanno domande e loro l'argomento lo conoscono, sì, vengono affascinati dallo stile con il quale presentiamo le informazioni, sì, dicono di farlo già in casa e noi ribadiamo i concetti, tanti consigli utili su come risparmiare l'acqua, riutilizzarla anche, che è importante. Viene consegnato anche un gadget, ho visto. Più di un gadget, anche questo diciamo studiato non a caso, sono tutti oggetti che possono essere utilizzati, ci sono righelli, matite, penne, spillette, così possono diventare i nostri ambasciatori del risparmio dell'acqua, materiale informativo, segnalibri dove ci sono le vignettine dove possono ricordare come risparmiare l'acqua, e una sacca, insomma tutto diciamo con l'obiettivo di essere utilizzato e essere utile per il ripasso. Ecco, anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo del Seneto oggi a visitare il camper dell'acqua, ma c'è anche un motivo in più per via di un'iniziativa che voi avete organizzato come scuola legata proprio al mondo dell'acqua. Sì, noi stiamo elaborando un progetto di educazione civica e abbiamo ottenuto un finanziamento di 10.000 euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Istruzione, quindi siccome il progetto è sull'acqua, stiamo sensibilizzando prima i ragazzi e poi il progetto sarà esteso alla popolazione e all'amministrazione comunale, portando le risultanze di quale sia il vero civismo nei confronti dell'acqua e come la cittadinanza debba comportarsi nei riguardi dell'acqua a livello di inquinamento a casa ma anche fuori, non buttando determinati materiali che poi finiscano in mare. Quindi i ragazzi sono stati protagonisti anche di questo concorso. È un progetto che dura tutto l'anno, parte adesso ma finisce ad aprile, quando appunto avremo proprio la produzione fisica di filmati ma anche da socializzare con le famiglie e con tutta la cittadinanza. Solleciti a pagare accertamenti su Tari, Tasi e IMU in arrivo direttamente nelle case degli agrigentini nelle prossime settimane. Saranno 57.800 le notifiche che giungeranno direttamente nelle cassette postali delle abitazioni. Si tratta di accertamenti sulle tasse comunali Tari, IMU e Tasi relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Un altro accertamento verrà invece seguito sull'eventuale mancato pagamento della Tari relativa all'anno 2016. Tanti agrigentini dunque si vedranno recapitare anche il modello F24 per effettuare i pagamenti. Il Comune di Agrigento ha affidato il servizio alla ditta Mercurio con sede all'Aquila per un importo di 36.000 euro. Matteo Salvini insiste per il ponte sullo Stretto. Il leader della Lega e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostiene che vuole inserire il ponte nella legge di bilancio e dice sarà l'opera più ecologica e tecnologicamente avanzata del mondo. Vediamo. Matteo Salvini insiste.
affinché si possa davvero arrivare alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il tema è stato parecchio cavalcato dal leader della Lega e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ora può addirittura finire nella prossima legge di bilancio, la prima occasione del governo Meloni per lasciare la propria impronta economica. Salvini ha detto che il ponte sullo Stretto sarà l'opera più ecologica e tecnologicamente avanzata al mondo. Il primo passo verso la ripresa del progetto del ponte è la riattivazione della società che si doveva occupare della costruzione e gestione dell'infrastruttura, ancora detto, la Stretto di Messina SpA. Il ponte sullo Stretto potrà essere un modello di caparbietà e innovazione, ancora detto Salvini, in visita a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia per l'inaugurazione di una nuova nave da crociera di MSC. In questa manovra bilancio ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte sullo Stretto, ha precisato ancora il leader della Lega, definendo l'opera un simbolo del genio e dell'ingegneria italiana. Posare la prima pietra del ponte che unisce una volta e per tutte Sicilia, Calabria, Italia e Europa dopo 50 anni di chiacchiere è uno degli obiettivi che mi sono prefissato. Per farlo Salvini vuole iniziare proprio dalla riattivazione della Stretto di Messina SpA. La società Stretto di Messina fu costituita nel 1981 con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il collegamento stabile tra Sicilia e Italia con il ponte sullo Stretto di Messina. A partire dal 1 ottobre 2007 ANAS controlla la società con una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%. Negli ultimi giorni di vita del governo Monti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013, la società Stretto di Messina SpA è stata posta in liquidazione. Il ponte dello Stretto ci sarà, ma vedrà la luce fra qualche anno. Il mio impegno è recuperare 50 anni persi e 300 milioni di euro già spesi dai cittadini italiani per dare non solo a siciliani e calabresi, ma agli italiani una possibilità di movimento, di studio, di lavoro, di cura, risparmiando almeno 2 ore di tempo e soprattutto ripulendo il mare e l'aria, perché sarà, per come la stanno preparando, una delle opere più green al mondo. Però non basta, serve l'alta velocità in Sicilia, così come fino a Reggio Calabria, però stando in Lombardia serve completare. A Barcellona, Pozzo di Gotto nel Messinese, 7 indagati per truffa ai danni dello Stato. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che dispone la misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività professionale o imprenditoriale per la durata di 1 anno nei confronti di un consulente del lavoro e 6 imprenditori. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento cautelare interviene nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro nei successivi gradi di giudizio. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Milazzo e della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal gruppo della Guardia di Finanza di Milazzo, hanno scoperto un articolato disegno criminoso ideato per ottenere indebiti vantaggi fiscali, compensi e indennità, manifestando assunzioni fittizie di lavoratori. Nel dettaglio, i 6 imprenditori indagati, con la determinante partecipazione di un consulente del lavoro, hanno consapevolmente creato le società oggetto di indagine risultate assolutamente improduttive e prive di alcuna struttura aziendale, al solo fine di instaurare i fittizi rapporti di lavoro scoperti, anche di breve durata, comunque sufficienti a giustificare le illecite richieste di indennità contributive in pregiudizio del sistema previdenziale nazionale e dell'erario. Le investigazioni sviluppate in collaborazione con gli ispettori dell'INPS hanno preso il via dal monitoraggio di alcune imprese che in modo anomalo beneficiavano di cospicue agevolazioni previdenziali. Complessivamente, nell'ambito dell'intera indagine, sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ben 51 persone. Alla luce del grave quadro indiziario raccolto, il GIP del Tribunale di Barcellona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, riconoscendo la peculiarità del meccanismo fraudolento prefigurato e la sua predisposizione all'evidente ed esclusivo illecito fine di ottenere le peculiari erogazioni assistenziali a vantaggio di un cospicuo numero
numero di beneficiari ha pertanto disposto nei confronti del professionista e degli imprenditori coinvolti l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività professionale o imprenditoriale per la durata di 1 anno. Parimenti è stato applicato nei confronti di gran parte degli indagati il sequestro delle somme indebitamente percepite a seguito della fraudolenta predisposizione dei rapporti di lavoro inesistenti, per un ammontare di circa 200.000 euro. La sala del teatro di Agrigento verrà intitolata al maestro Pippo Flora, scomparso lo scorso 20 gennaio. C'è la delibera della Giunta Comunale di Agrigento su espressa volontà del primo cittadino Franco Omici, che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello a metà dello scorso aprile aveva approvato e condiviso all'unanimità l'intento del sindaco, precisando il fondamentale ruolo che il maestro Pippo Flora ha avuto nella riapertura del teatro. Sovrintendente per 12 anni del Teatro di Agrigento, Flora ha allevato intere generazioni di artisti e ha stretto un sodalizio artistico e umano con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.